Allora, adesso dobbiamo cambiare la guarnizione del coperchio punterie. Vedi che era tutto sporco di olio, che la guarnizione del coperchio punterie sarebbe qui sotto, quindi dobbiamo togliere questa. Per togliere questa vedi che c'è il tubo dell'intercooler, non è una parolaccia, che ci passa sopra, quindi con cacciavite smolli le fascette. Secondo me basta smollarne solo una, adesso vediamo, non serve smollare anche quella. Togliendo via qua tutte i bulloni si alza questo coperchio, si cambia la guarnizione e lo si richiude bene. Mi raccomando ovviamente dare sempre la giusta pressione a tutti i bulloni. E soprattutto sempre a croce. Come a croce? Allora si parte sempre dalle parti qui dei vide centrali, si parte e si va a chiudere esternamente. Ah, ecco, questa io non la sapevo. Io chiudevo praticamente prima tutto uguale piano, che bel ditino, e dopo richiudevo tutto quanto, quindi ne avevo imparata un'altra di nuova. No, niente, meglio toglierli tutti e due, va, per non spiegazzare troppo. Ah, ma guarda le candelette nuove come risaltano nel mio motore. Bellissimo, ho una roba nuova nel mio motore. E ascolta, siccome io magari ci penso sempre dopo a queste cose, perché sai, questo è un canale un po' live così, no? Non preparato tutto quanto, però mi era venuto in mente dopo l'idea di posizionare la fotocamera in cavalletto, no? E riprendere Michele che toglieva tutte le viti e aumentare la velocità al massimo in modo che faccia quell'effetto bzz 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 bzz. Quindi un po' di immaginazione. Come effetto? Come, scusami? Cos'è? Okay. Quindi un po' di immaginazione e immaginati questa scena come quando ti faccio volare col drone senza drone perché c'è troppo vento, no? È uguale adesso qua. Quindi immagina qua tutto fisso, fermo, bello stabile e lui e via. Adesso abbiamo smollato tutto, bam, stiamo togliendo il coperchio, lo sfileremo a destra stando attenti ai cavi che toccano e guarda che potenza di motore che ho. E questa è la guarnizione vecchia, non mi sembra presa tanto male, no? E da qua perdeva. Ah, perché c'è un po' di incrostazione? E qua perdeva. Adesso niente, buttiamo via guarnizione quella vecchia che rimane bene ittata al coperchio. E via. Carta vetrata o no? Solo... No, cacciavite. Come cacciavite? Cava via tutte quante in bragature, schifezze che sia. Boh, quindi metto pausa che adesso faccio quella roba là. Bon, adesso con la carta vetrata ripasseremo tutte queste parti qui e dopo si procede a rimontare sul tutto. E in più anche la parte del motore, perché dopo insomma deve combaciare tutto. È vero sì che c'è la guarnizione, però insomma più liscia è la superficie meglio è. E adesso passiamo con la carta vetrata quei pezzettini che era una specie di colla che gli hanno messo, diciamo, per far attaccare la guarnizione. Ecco, ora arriviamo al processo di inserimento della guarnizione. E Michele ha detto adesso ridemo, io spero che no, perché è un modo sarcastico di dire no, adesso sono cazzi. Sì, adesso sono cazzi. Ecco. Allora intanto gli abbiamo appoggiato una vite giusto per non smuovere, diciamo, la guarnizione. Adesso appoggiamo il tutto, io direi che chiudiamo due viti e dopo con le mani adattiamo i bordi in tutti e quattro i lati, prima di stringere ovviamente, se non è che stringiamo così. Prima puntiamo tutte quante, che non andiamo a sbagliare la posizione della guarnizione, sennò... Puntiamo significa preinseriamo le viti senza stringerle, ma questo credo che sia international, non sia una roba veneta, insomma, dai. Tac. Ricordatevi che marijuana non ha mai colpa nessuno. Spot pubblicità progresso così. Poi si avvicinano un po' di più le viti, vedi, e si controlla sempre man mano che la guarnizione sia nella stessa posizione in tutti e quattro i lati. Dopo, quando ti sembra bene, inizi a chiudere. No, prima ti porti tutto in battuta. In battuta vuol dire che toccano bene tutte quante. Poi dare un'altra ricontrollatina e tenendo premuto in modo che non si risposti nell'eventualità, dopo gli dai la stretta finale. Bene, adesso chiudiamo bene il tutto. Ed una cosa che mi fa stare sempre tranquillo è che Michele sta robe, come ti ho già detto, le ha già fatte anche nel suo e ha lo stesso identico motore, quindi insomma per sicurezza, perché a volte sai, magari avendo una cosa leggermente diversa, anche se uno è capace di farla, poi si ritrova con altri accorgimenti, no? Che sarebbero dovuti, oddio adesso mi sono impapperato con la lingua italiana, dovuti essere stati presi in considerazione, no, che sarebbero va di prima mattina, va che è dura fare ste robe, cioè tirar fuori sti ragionamenti. Le puntine del mondo è un canale dislessico. Adesso intanto chiudiamo tutte le viti e una volta chiuse tutte le vite
Accendiamo il motore, lasciamo che si scaldi bene bene, perché sai che l'alluminio quando si scalda ha la tendenza di dilatarsi, no? Come tutti i metalli quando si scaldano si dilatano. E poi gli diamo un'altra stretta. Poi piccoli dettagli da non dimenticare di rimontare l'intercooler. Il solito discorso, infili e dopo c'hai le sue due fascette che noi abbiamo dimenticato di mettere dentro. Tanto una la mettiamo qua e poi mi raccomando dargli una bella stretta. Bene, proseguiamo. Permesso con l'accensione, permesso. Allora in folle che non ci becchiamo il Michele, aspettiamo che si cosino le candelette. Adesso è freddo patocco. Tiro l'aria? Sì, aria? Sì. Sì dai, eccolo là, è andato. Ma perché quando è freddo patocco. Vedi, già che c'eravamo, ultimo lavoretto, ci hanno prestato lo stagnatore. Sai che io avevo il rilevatore, no, del livello delle acque chiare che si era bruciato, si è bruciata la pista e così adesso niente, lo risaldiamo. E adesso qua la pista è rotta, c'è la pista, il circuito della pista che è rotto, si è tolto la pista e noi l'abbiamo eliminata. Adesso noi andiamo a attaccarci con un cavo, saldiamo un cavo da qua e lo portiamo qua, facciamo il ponte, lo facciamo noi il ponte e quindi abbiamo recuperato il pezzo qua che è rotto. Ecco, praticamente adesso stiamo cannibalizzando un cavo USB e con la filettatura interna del cavo andiamo a far ponte lì. Dopo ovviamente ci vorrà un po' di nastro isolante, insomma, per coprire tutte le cose scoperte. Però io mi chiedo una cosa, no? Cioè voi mi avete visto fare i vetri di Iuri, copri le... Aspetta che le devo tirare la... quasi buon far tutto. No, si può fare un cazzo. Bravi. Esatto. Bisogna inventare, nella vita a volte bisogna inventarsi per tutto quanto, sennò cominci ad andare da meccanico, elettricista, dice cambia, e dopo magari c'è una puttanata. È vero. Però intanto Iuri tecciava così, sai, ricordevi sempre che Iuri si pecciavarve. No, Iori. Meccanici. Aspetta, sì, perché in dialetto Iori è da non confondere con Iuri, no? Perché caso centro mi può sigaretto, sei qua buon, tranquillo. Meccanico, no, ti vai là, magari c'è una puttanata, come è già successo una volta, un lavoretto semplice, perché non avevo tempo, sai che io a fare questo lavoro qua, e sto qua mi ha fatto cambiare tutto quanto il cambio, che alla fine c'era solamente che il sincronizzatore, che se aveva staccata la vita era una puttanata, però io mi ha fatto cambiare il cambio, sto disgraziato di merda. Sì, perché hanno le ricariche, no? Si guadagnano anche sui pezzi. Ma neanche usare nuovo, per di più anche. Ecco. Sti maledetti. Quindi bisogna sempre sapersi arrangiare. Ti spusa, vai, è pronto. Per comprare tutto quanto. Yuri. Scusa, ti capisci sta macchina, ti interessa, ti piace o no? Ma si divideva in cucina e sala. No, perché il telefono di Michele. Aspetta che abbiamo anche Mario in diretta telefonica qua. Vero Mario? Non sta bene ste marche, dopo mi tocca andare in cerca del file che fa bip e tagliarle, è tutto un casino. Quindi ti evitiamo direttamente. A tu capito? Ma che cosa, scusa? Non so. Si scopriva dire Iuri che sporo. Ma non so, sta attaccati a dire. Ma cioè, mettimi bip a me per censurarmi bestemmie mie. Sì, però dopo le fatica trovare il bip, metterlo, tu capito? Cioè non è una roba... Siete in diretta adesso, non dico parolacce. No, non siamo in diretta, se devo registrare. Ora non registro, cioè ora non dico parole, va bene. Sì, esatto. Ma neanche a chi sborano t'ha da dire, perché qua Mestre è normale, però comunque viene da... No, comunque viene da fuori e sente chi sboro, cioè che par volgare, tu capisci? Non capisce che è un interloquire nostro così. No,
parla di cercare di star, ma comunque che sboro, se dice sboro, no? Che sbori, Sì, lo so, ma che sboro, se ti dice così che ne segue da tutta Italia sboro! e pensa che è una roba volgare, non ti può dire che sboro così. Cioè i mestrini i veneziani, i vicentini magari anche i capisse, ma il resto no, perché cioè, noi a... ho capito, ma... No. Dite di segnarti, di dire in maniera più buona, più veneto, più veneziano. Yeah, non so via attaccare tutte qua, vai grande. Bel Mario, adesso ora là, so io metto a pian, perché sta qua resta sempre attaccata all'ultima, vedi, un fiocchetta. Perché è subito di corrente. Ah, sei un kit a sboro. Sì, un kit a sboro. Boh. Vedi che non di parlare. Esatto. Mi tocca fare anche a casa da dormire, Mario. No, è che mi tocca mettere i bip adesso. Ah, sei vero. Adesso mi tocca mettere i bip. I lavori poi a casa, le punterie, le candette, devo saldare i cavi qua dei fili. Chi t'ha sboro? Ho fatto un lavorasso. Ascolta Mario! Mario! Prepari la fattura Mario! Fai la fattura Mario! Sì, ti stai cosa? Tanto non paghi, ma però a voi, come che a volte qui dell'Enel, no? Che vedi là che il sol non mi manda la fattura. Poi dopo non la paghi, ma mandami però. Sai, robe fate puito? No, ma guarda che sta a nome di Yuri o del Zingaro? Singano no, qua S, metti qua S, che adesso mi pesa più qua S, ho cambiato. Infatti sono in comune, sì, sono in comune, ho fatto cambiare, ho fatto mettere Singano. Allora mi ha detto, ma come mai? Non so, un Fiat Sinti, un Fiat Singano, a S mi suona meglio. Un Fiat Veneziano, perché noi altri sa comunque un Fiat S, tu capito? Quindi sì. Sì, te passa che altro singano brutto. Oh, dimmi, su qua in viva voce, dimmi. Cos'è che sei? Ah! Cosa? Non si capisce. Aspetta, mette stop, se no dopo te ti annoi da casa a sentire Mario. E vai, finalmente. E adesso pranziamo dal Michele. Allora, lui si sta facendo la pasta con le mucche morte. E singano ragù vegetale? Con mucche morte, 100% mucche morte. Ho detto rischio valanghe, vabbè noi non dobbiamo passare montagne, insomma, facciamo la parte nord che esce da Cividale del Friuli, che è tutta pianura, e poi entriamo in Slovenia e da lì diciamo ai Tolmin, Lubiana e poi si va avanti. Ecco, e qui puoi vedere il traditore che ci ha abbandonato, che ci fa andare su da soli. Magari viene qualcuno che ci struppa, potevamo dargli lui da struppare, invece no, cioè adesso siamo a rischio che ci struppi noi. Magari Giovanni sia anche contento, ma a me magari no. E adesso, perché non so se cade in questa puntata o nella prossima, ci troveremo con Mario col suo camperino nuovo. Ha preso un motorhome, le ha pagato un sacco di soldi, tipo 1000 euro, no? 1000 euro. Sì. Mutuo in banca. Mutuo in banca. E quindi andremo a fare la presentazione del nuovo camper da Mario. Hai capito Mario?